L'Udinese a Bergamo ha certificato di esserci e di essersi messa alle spalle il momento difficile segnato dalle 3 sconfitte di fila contro Lecce, Sassuolo e Bologna. Resta quel pizzico di amaro in bocca per la rimonta subita con doppietta di Scamacca, ma il direttore generale Franco Collavino giustamente sottolinea la qualità della prestazione della formazione friulana. Si stava già un attimino pregustando il sapore della vittoria, quindi il desiderio era quello, però poi dobbiamo anche riconoscere che di fronte avevamo una squadra forte, una squadra che partecipa alla Champions League, che ha dei giocatori importanti e quindi i valori poi hanno portato anche ad un risultato diverso della gara, però io credo che comunque l'Udinese nel complesso abbia fatto un'ottima partita. Unita anche alla precedente gara contro la Fiorentina ha interrotto quel momento negativo. Dietro l'angolo c'è un'altra big come la Juventus, con l'Udinese che vuole continuare ad arricchire la bacheca di scalpi di big di questa stagione, una partita che in ogni caso sarà entusiasmante. Affrontare queste partite con un carico di emozioni e poi anche a livello motivazionale con una carica agonistica in più permette poi anche di poter arrivare anche a dei risultati importanti. È evidente che noi queste partite le giochiamo per vincerle, per poterci divertire, per poter far vedere chi siamo veramente. Abbiamo fatto un campionato finora dove abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tante squadre di alto livello, portando a casa vittorie anche in campi molto importanti con avversari molto tosti. La Juve è uno di questi e noi quindi siamo pronti per fare la nostra parte. Collavino è anche tornato sull'ultima iniziativa effettuata in ricordo di Davide Astori durante Udinese-Fiorentina, con ottimo riscontro da parte dei tifosi che prossimamente sosterranno i check-up gratuiti nello stadio di casa. C'è stata una buona risposta del pubblico e soprattutto abbiamo raggiunto l'obiettivo di dare un contenuto emozionale forte a quel momento, a quel ricordo, ma soprattutto quello di abbinare il momento del ricordo al momento della prevenzione, quindi di poter associare anche il ricordare l'importanza della prevenzione cardiologica. La risposta è già stata importante, in molti hanno visualizzato con il proprio telefonino il QR code sul maxi schermo, in molti hanno prenotato la visita cardiologica nel nostro stadio e quindi abbiamo abbinato a un momento di ricordo importante a un'azione concreta.